Intanto, buondì. Allora, anche voi o singoli. Che cale un video furlan, semi furlan. Intanto, buondì. Intanto, good morning. Intanto, bonjour. A voi o tabain di vocabolari e traduzione inglese. Oggi parleremo del vocabolario semi friulano, inglese, italiano. Un esempio al maschile: non mi tire più. In inglese si dice I have some problem. In italiano ho dei grossi problemi. Rettili? Mandi? Non ti capisci su ne madonne. You don't understand? In italiano si dice non capisci un cni. Mi raccomandi, voi a spalà le dan. Se vuoi dire I have a bad job. In inglese. In italiano devo andare a spalare una stalla di merda. Cosa capite? Boh. Para voi, a vonde così. A mi raccomandi, mandi!